Anche l'insegnamento di Gesù è: dacci tu, Signore, oggi il nostro pane quotidiano, cioè quello che spetta a noi. In altre parole, c'è coinvolgimento per noi. Questa richiesta non è la richiesta dei pigri, non è la richiesta dei viziati, è la richiesta, abbiamo visto, vi ricordate, anche quando c'erano le altre richieste precedenti, ogni richiesta chiama a responsabilità chi prega. Questa è la richiesta di chi è responsabile, e i figli di Dio sono responsabili. È il nostro pane, siamo coinvolti, tu ce lo provvedi, riconosciamo la tua provvidenza, Signore, ma ci hai chiamati a lavorare, ci hai chiamati a impegnarci, ci hai chiamati a mettere mano all'aratro, ci hai chiamati a non essere inoperosi, e quindi in qualche modo è nostro perché siamo coinvolti. Se tu non ce lo dai non lo avremmo, ma ne siamo coinvolti. Dacci oggi il nostro pane. Notate la differenza col Salmo 23. Tu apparecchi davanti a me una mensa imbandita. La richiesta qui è: dacci oggi il nostro pane, il più semplice degli alimenti, eppure il più sostanzioso, quello capace di saziare, quasi a dire: Signore, abbiamo imparato che venendo davanti a te dobbiamo venire con umiltà e non aspirare per noi ai fronzoli, non aspirare per noi al lusso, non aspirare per noi alle cose che non sono importanti. Dacci oggi ciò che conta per andare avanti, il pane, Signore. Dacci la sostanza, quel cibo forse semplice, ma che è necessario per noi. Il nostro pane quotidiano, di tutti i giorni o necessario. E anche questo lo leghiamo al fatto che quando chiediamo al Signore, questa è una riflessione che possiamo fare perché ci viene quasi spontaneo, noi non chiediamo mai al Signore, se siamo nella volontà di Dio, cose superflue. Non chiediamo al Signore dei vezzi, non chiediamo al Signore dei capricci, chiediamo le cose necessarie, chiediamo a Dio le cose che contano, le cose importanti. E allora Gesù insegna nella prima richiesta relativa alla nostra vita che abbiamo dei bisogni, dobbiamo riconoscere che Lui provvede, ma noi dobbiamo chiedere a Lui per i nostri bisogni e nient'altro. Amen. E a volte il Signore ci prova, ne parleremo tra poco, tra pochissimo, anche perché possiamo sgrossare le nostre richieste, che a volte ci confondono noi stessi, e chiediamo, ma non sappiamo che a volte chiediamo un po' per la vanagloria nostra, personale, per la nostra soddisfazione. Allora il Signore a volte ci purifica anche col fuoco della prova, perché alla fine possiamo renderci conto che una sola cosa è necessaria. E allora quella la possiamo chiedere. Queste preghiere il Signore le esaudisce. Amen. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Seconda richiesta. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E questa seconda richiesta non sembra tanto una richiesta, è un'assunzione di responsabilità, è una richiesta con una condizione, con una precondizione. Dice chi prega secondo l'insegnamento del Signore: Signore, perdona i nostri peccati non prima che noi abbiamo perdonato gli altri. Perdona come anche noi abbiamo rimesso i nostri debiti. Noi l'abbiamo già fatto. E in Matteo, nella versione di Matteo di questa preghiera, il Signore, dopo aver detto pregate così, si sofferma su questa richiesta e dice: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre
colpe. Quindi più che una richiesta, sembra davvero un'assunzione di responsabilità. Chi vuole vedere i propri peccati perdonati si deve assumere la responsabilità di comprendere che cosa significa quando il Signore estingue il nostro debito, quando noi rimettiamo i debiti di cui siamo creditori, quando noi perdoniamo chi ci ha ferito, chi ci ha fatto del male. Noi possiamo comprendere in minimissima parte quello che Dio fa con noi. E la parabola dei debitori ce lo descrive bene, quel debitore a cui fu condonato un debito che non poteva essere saldato, che però non perdonò il suo conservo che aveva un debituccio nei suoi confronti. E il Signore vuole che noi andiamo a Lui con un cuore libero. E quindi questa non è una richiesta, questa è una confessione di una coscienza pura. Signore, se veniamo a Te è perché nel nostro cuore non c'è nulla. Tu sei un Dio d'amore, noi ci dobbiamo presentare a Te con purezza di cuore. Perdona i nostri peccati, come noi abbiamo già rimesso ai nostri debitori. È chiaro che il riferimento è ai peccati. Ora, fratelli, se il Signore non perdona i nostri peccati, noi non entriamo in cielo. Gesù è venuto per pagare il prezzo del perdono dei nostri peccati. E quindi diventa necessario per noi che Dio esaudisca questa preghiera. Signore, perdona i nostri peccati. Pensate che terribile angoscia sarebbe per noi se sapessimo che pur chiedendo i nostri peccati non verranno perdonati. Una richiesta vuota. Grazie a Dio non è così. Il sacrificio di Cristo lava ogni peccato. Ma noi dobbiamo andare a Dio con pentimento, dobbiamo confessare i nostri peccati. C'è però questa condizione. Non puoi venire a chiedere a me, dice il Signore, che io condoni, che io estingua ciò che tu non puoi pagare se tu stesso non sei disponibile. Vuol dire che non hai compreso che cosa mi stai chiedendo. Non l'hai compreso. In altre parole, non sai cosa stai chiedendo. Ma il cuore che sa di essere peccatore, almeno per me funziona così. Il cuore che sa di essere peccatore, quando guarda gli altri peccatori, non li guarda dall'alto al basso, ma dice: sono peccatore pure io. Quindi è bene che io rimetta i tuoi debiti e corra dall'amato Salvatore, perché il mio debito sia estinto. Terza richiesta: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E questa è la confessione di chi ha ricevuto il perdono dei peccati, ma dice a Dio: Signore, Tu hai provveduto alle mie necessità, mi provvedi da mangiare tutti i giorni, mi guarisci, mi porti avanti. Tu hai perdonato i miei peccati. Però, Signore, dopo tutto quello che ho ricevuto da Te, riconosco ancora che se Tu non mi aiuti, io non posso andare avanti. Aiutami. Preservami, Signore, che io non sia esposto frontalmente alla tentazione. Signore, sostienimi. Più volte la parola di Dio, l'abbiamo visto, non ci soffermiamo a lungo su questo, dice che Dio ci darà la forza nella prova, che se noi rimaniamo stretti a Lui, il tentatore si allontanerà da noi. Questa è la preghiera che dice: Signore, sono debole, anche se mi perdoni, non sono arrivato,
posso cadere, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Quando veniamo esauditi nelle nostre preghiere, abbiamo la tentazione di dire, un paio di giorni di pausa, ora sono sulla cresta dell'onda spirituale, con quello che ho ricevuto vado avanti. Questa ultima richiesta invece dice il contrario: Signore, non voglio confidare in me stesso, non voglio confidare nelle mie capacità. Se ho il cuore lavato, se ho la veste imbiancata, non ho fatto nulla io. Tu sei stato un Dio di grazia per me. Ma adesso non voglio più sporcarla quella veste. Aiutami, aiutami, liberaci dal maligno, non ci esporre alla tentazione, sostienici, non farci cadere, facci appoggiare su di te, facci nascondere all'ombra delle tue ali. Vogliamo che Cristo sia il nostro baluardo, perché non vogliamo cadere. Queste richieste sono per noi, non sono per il Signore. Le ultime 3 richieste non sono assolutamente applicabili al regno di Dio, alla sua gloria. Dio è sufficiente, è sovrano, glorioso. Sono per noi che abbiamo bisogno. Sono per noi che abbiamo bisogno del perdono dei peccati. Sono per noi che siamo tentati tutti i giorni. Vedete che c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Forse qualcuno, mentre iniziavamo a meditare questi insegnamenti di Gesù, diceva, ma se chiedo per il Signore, chi provvederà alla mia vita? C'è tutto quello che ci serve per andare avanti. Dio provvederà meravigliosamente, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Concludiamo così per poterci dedicare alla preghiera.